La settima tappa, Rifugio Ana Prato di Resia, inizia con la discesa verso il passo Tanamea. Quindi, procedendo lungo il sentiero 739, si giunge alla casera Nisquiarc, a quota 1182 metri, recentemente ristrutturata ed utilizzata come osservatorio faunistico. Si scende poi leggermente il monte per giungere prima alla bella chiesetta di Sant'Anna e poi al pianoro degli Stavoli Nivizza e di lì a poco alla Sella Carnizza. Il cammino poi scende lungo la strada che porta nella verdeggiante Valresia dopo aver superato i paesi di Lischiazze e Gniva. Dopo aver percorso 21 km e mezzo si giunge a Prato di Resia, collocato a quota 492 metri. Mommies and daddies always believe that their little angels are special indeed, and you could grow up to be anything, but who would imagine a king, a shepherd or teacher is what you could be, or maybe a fisherman out on the sea, or maybe a carpenter building things. But who would imagine a king? It was so clear when the wise men arrived and the angels were singing your name, that the world would be different 'cause you are alive. That's why heaven stood still to proclaim. One day an angel said quietly that soon he would bring something special to me, and of all of the wonderful gifts he could bring, who would imagine, who could imagine, who would imagine a king? L'ottava tappa, Prato di Resi ad Ogna, ha un percorso di poco più di 13 km e si percorre lungo il sentiero 638 fino alla chiesetta della Sella Sagata, collocata a quota 850 metri, per poi scendere a Raccolana lungo uno stretto sentiero nel bosco. Attraversato il ponte sul Fella, si entra a Chiusaforte per proseguire per qualche chilometro fino ad Ogna lungo la statale 13.
La nona tappa, da Dogna fino in Val Saisera, si percorre sostanzialmente lungo tutta la Val Dogna. La valle è lunga 18 km e sale da quota 419 metri fino al rifugio greco a quota 1392 metri, percorrendo una tortuosa strada costruita durante la Prima Guerra Mondiale dai soldati italiani. Si passano i paesi di Kyout di Puppe, Kyout Zuquin e Kyout e procedendo in salita si giunge all'agriturismo di Pian de Spadovai ed infine alla malga di Sella Somdogna. Da lì in 10 minuti di cammino si arriva al rifugio greco, per poi scendere per 3 km circa fino in Val Saisera, dove troviamo il rifugio Montasio.